la nostra proposta gastronomica di oggi per ciclisti, per gente che abbia voglia di scoprire in bicicletta, perché credo che in bicicletta sia la cosa più naturale da fare, perché non hai bisogno di abbassare i finestrini della macchina, per esempio, perché ti entra nei polmoni quest'aria della Delta del Po, che è una cosa spettacolare, questi profumi, questi odori, che delle volte noi che ci abitiamo diamo per scontato, invece non è così, ragazzi. Ogni giorno andrebbe proprio colto attraverso le bellezze paesaggistiche innanzitutto, ma anche sensoriali, anche i profumi di questi fiori, anche la bellezza dei campi di papavero. Allora, la proposta di oggi è questa torta allo yogurt, una cosa semplicissima. Allora, qui valorizziamo lo yogurt, se è possibile preso magari in campagna da qualche contadino, valorizziamo prodotti nostri, tipici, e li presentiamo in una versione che sia pratica. Allora, è di moda adesso la vasocottura, la trovate un po' dappertutto, sono questi vasetti che vengono, ecco un bel modo di riciclare il vetro, vengono puliti, ovviamente sterilizzati, vengono unti o d'olio, volendo, o anche con burro fuso e farina. Si fa questo composto di yogurt, di farina, di zucchero, di burro. Immaginiamo di essere sul Delta, immaginiamo di avere questo vasetto facile da portare, è un prêt-à-porter, si apre il coperchio, oppure basta anche un po' di pellicola film e si entra col cucchiaino ad assaggiare questa torta morbida speciale allo yogurt. L'essenza che ne dà sapore può essere una bacca di vaniglia, può essere la buccia di un limone, può essere un po' di frutta messa sopra, così lasciata cadere, anche della nostra frutta ovviamente, della nostra zona. E cosa vi posso dire? Raccogliete quello che potete, ragazzi, in questa escursione, gioite degli occhi, gioite della vista, gioite il cuore e rallegratevi mangiando magari questo dolcetto bello, buono, saporito. Buona sbiciclettata a tutti!